Manuel, com'è la mia carta? Del campionato HT. C'è un europeo da fare. Grande. Buon anno a tutti. Grinta! A manetta, dai che andiamo! È il 2026, buon anno a tutti. Oggi domenica 8 febbraio 2026 inizia la nuova stagione di Chioggia Kart. Anzi, sarebbe iniziata ieri sabato 7 febbraio, ma metto piede nel circuito veneziano oggi. Perché? Perché sono arrivati anche i nuovi kart TB Kart 2026 in quel di Chioggia Kart. Una nuova flotta. I TB Kart come i precedenti, prima ancora vi erano i CRG, come avete visto nei video in cui sono tornato a correre in kart dopo la seconda operazione alla caviglia destra qualche anno fa, e ora quindi ci troviamo questa nuova flotta, anche brandizzati Chioggia Kart. La bella novità è anche che incastonato nel volante si trova un sistema di timing MyWare, correggetemi se sbaglio, ma MyWare, che informa i tempi sul giro, il distacco dal leader e il miglior tempo e il tempo corrente. Quindi andremo a vedere anche questa bella novità che è molto utile appunto per chi cerca la prestazione e chi vuole fare hammer time, come si suol dire. Hammer time è tornato! Andrò a salutare quindi Nicola Baldan e la moglie Martina, gestori di Chioggia Kart. Nicola Baldan pilota nel TCR Italy e il TCR Europa. Quindi ragazzi e ragazze, in questa domenica uggiosa di inizio febbraio 2026 siamo carichi, l'adrenalina già sale sempre di più. Dai che andiamo, e tra poco andremo a provare questi TB Kart 2026. A dopo. Ma entrando più nello specifico, che tipo di kart è il TB Kart R25? Il TB Kart R25 è un go-kart da noleggio, quindi pensato per l'utilizzo rental, robusto, sicuro e facile da guidare. È adatto sia ai principianti sia a chi ha già un minimo di esperienza ed è progettato per garantire divertimento ma soprattutto sicurezza anche in caso di contatti. E che motore monta? A livello di motorizzazione il TB Kart R25 monta il motore Honda GX270. È un motore molto affidabile, con tanta coppia, a bassi regimi, ideale per il rental perché ha bassa manutenzione e una lunga durata. Il telaio invece è costruito in acciaio ad alta resistenza, protetto da paraurti perimetrali, protezioni laterali e posteriori rinforzate. Inoltre ha anche un sistema di assorbimento degli urti sviluppato da TB Kart per ridurre gli impatti. Appunto per questo l'R25 è considerato un kart molto sicuro, ideale anche per chi sale su un kart per la prima volta. Il kart è completamente regolabile nella posizione di guida e nelle regolazioni. In questo modo si adatta facilmente a piloti di diverse altezze, da 1,45 m in su. Il volante, infine, è di grandi dimensioni, pensato per dare più controllo e meno affaticamento, soprattutto per chi guida per diversi turni. Per l'impianto frenante, il TB Kart R25 monta un impianto frenante idraulico autoregolante, con disco posteriore ventilato. La frenata è progressiva e facile da modulare. Per quanto riguarda le zavorre, ovviamente fondamentali in gare sprint e gare di campionato, il kart è predisposto con il porta zavorra dedicato, facile da montare e da gestire. Per finire, per poi passare alle immagini in pista, il TB Kart R25 è un kart rental molto solido, sicuro e versatile. È perfetto per le piste che vogliono un mezzo affidabile, facile da mantenere, adatto a un pubblico ampio. Partiti bene in quel di Chioggia, c'era anche un timido sole qualche minuto fa che faceva sperare bene per qualche giro caldo, ma purtroppo non è così. Anni fa in qualche mio video c'era anche la parte dove nel retro del box, degli uffici, del ricevimento della hall di Chioggia Kart c'era un work in progress, e si spera sempre che Chioggia Kart venga allungata nella parte dietro, anche se io da anni condivido quella parte, come vedete, tac, in sovraimpressione.
del rettilineo dopo curva Achille di poter usufruire anche della parte che rientra, e mi piacerebbe davvero che rientrasse in quella parte, quindi sinistra poi destra, e si allunga un piccolo rettilineo, quindi sono fiducioso di quella parte che praticamente verrebbe ridefinita curva Achille 2, quindi un'altra curva Achille, e così. Però questo è nell'immaginario collettivo. Qualcun altro aveva detto sì, sarebbe bello, qualche mio amico, qualche pilota con cui parlavo ottimizzando il terreno, però è del buon Nicola Baldan, quindi farà lui le sue dovute considerazioni e quant'altro. Nicola Baldan che nel TCR, quindi campionato a ruote coperte, si parla di motorsport, quindi non un nome a caso, un nome conosciuto nell'ambito delle auto da corsa, e si è arrivato a giocare il campionato del TCR Italy. Grandissimo pilota, gran piede pesante, tanto di cappello. Speriamo bene per il suo 2026. Altro consiglio che vi suggerisco quando è ora di prendere contatti con Chioggia Kart è quello di prenotare sempre la vostra sessione di gara, la vostra sessione di corsa, e così trovate posto, vi organizzate, vanno meglio loro per la logistica dei posti, per inserirvi in batteria e quant'altro. Chioggia Kart ha anche la parte per i bambini, quindi favolosa la parte junior, sperando sempre qualche nuovo talento cresca dalle parti di Brondolo, possa crescere dalle parti di Brondolo e bazzicare dalle parti di Brondolo, provincia di Venezia, e anche kart biposto. Come ben sapete è anche inserita all'interno del campionato HPT, amici del Kart Triveneto, che vedrà come prima tappa del campionato HPT 2026 proprio in quel di Chioggia Kart, domenica 15 febbraio 2026, tutto sold out. Cosa hai detto? Quindi ragazzi, dopo avervi intrattenuti in questa chiacchierata, vi dico stiamo andando, perché ci siete anche voi che state venendo con me, in quel di Chioggia Kart, e tra poco si arriva, ci si veste, ci si cambia, e alle 14:30 come avete visto si corre. A dopo. 3 hours later. Casco in testa, ben allacciato.
figo sempre, bello, divertito. Allora siamo con il proprietario piede pesante Nicola Baldan. Nicola, TB Kart, in quel di Chioggia Kart 2026, che dire? Siamo qua, siamo pronti, stagione iniziata alla grande con i kart nuovi. Manuel, com'erano i kart? Fantastici, Sei divertito? posso dire meglio degli altri? Bene, dai, mi fa infatti piacere. l'ho detto anche in cassa, meglio degli altri, e ho in bocca al lupo per il soggetto qua, che c'è un europeo da fare. Grazie, ti aspetto in pista. Sarà fatto, sarà fatto. Ciao. Quindi ragazzi e ragazze, prima kartata del 2026 in quel di Chioggia Kart, TB Kart. Avete visto anche il saluto con Nicola Baldan. I kart stanno già girando, i kart stanno ancora girando alle mie spalle. È bellissima realtà. Abbiamo parlato con Nicola anche della parte esterna che vi avevo fatto vedere in qualche video di qualche anno fa. E che dire, dai che andiamo, da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3 è tutto. Ci vediamo a un prossimo video. Like e iscrivetevi al canale. Ciao.